Quest'oggi, approfittando del servizio di Confagricoltura che ti porta i prodotti del territorio a casa, degusto un incrocio Manzoni, una varietà autoctona dell'areale trevigiano. Una varietà inventata, studiata e creata dal professor Luigi Manzoni, professore della scuola enologica di Conegliano nella prima metà del Novecento. Questo professore creò vari incroci. Quest'oggi parliamo del 6013, un incrocio ottenuto tra Pino Bianco e Riesling Renano. Ma cos'è un incrocio nella viticoltura? Non è nient'altro che una pratica naturale utilizzata dall'uomo che consiste nella impollinazione di una varietà d'uva con il polline di un'altra. Quest'oggi degusteremo l'incrocio Manzoni dell'azienda agricola Luigino Molon, un'azienda che è nel territorio del Trevigiano praticamente da sempre. Un bel colore giallo palline pieno, vivace, con anche una lieve spuma coriacea. Notando bene all'interno del nostro calice, notiamo anche delle bollicine abbastanza fini che risalgono lentamente verso la fine del calice. Profumo di pesca, pera e anche sensazioni di frutta esotica, quale l'ananas, il melone, e poi sento gli agrumati. Al sorso è pieno, avvolgente, quindi ha una bella morbidezza, ma soprattutto ha questa bollicina che ravviva tutte le parti dure, le parti fresche, quindi l'acidità, anche questa nota lievemente salata, che va a equilibrare il nostro sorso e lo rende molto versatile negli abbinamenti. Io ve lo consiglio anche per mia prova personale con una bella tagliatella al sugo di scampi.